Cari telespettatori, siamo con Ivana Fogo, componente del coordinamento delle donne dello CGIL del Veneto, e facciamo delle considerazioni sul perenne divario di genere pensionistico tra uomini e donne. Un'analisi che voi con dati testuali dall'INPS e non soltanto avete tratto con il supporto di Veneto Lavoro, giusto? Sì, certo. Che cosa è emerso? Allora, noi continuiamo a tenere sempre monitorate naturalmente le pensioni e le continuiamo a tenere monitorate, gli importi pensionistici, monitorate quelli differenti fra le donne e gli uomini. Intanto abbiamo visto che le donne vivono di più e quindi c'è una percentuale maggiore di pensioni, no, che vengono erogate, però infatti su 1,2 milioni erotti, insomma, di pensioni erogate dall'INPS, per il 56% sono per le donne, destinato alle donne. La media delle pensioni di queste pensioni è di 1.188 euro lorde, ma quello che vediamo subito è che la media delle pensioni delle donne è di 840 euro al mese, mentre per gli uomini è 1.632, quindi con un divario di 792 euro in meno. Certo. Questo è un problema, è dovuto al fatto che queste pensionate, queste donne hanno avuto in parte periodi lavorativi frammentati, o non hanno lavorato o hanno smesso di lavorare una volta che si sono occupate della famiglia, il famoso lavoro di cura, mai riconosciuto, e però insomma è un problema mica da poco. Ecco, e anche in proiezione futura resta. Ecco, la proiezione futura, noi abbiamo guardato anche che cosa potrebbe succedere un domani, e per fare questo abbiamo dato uno sguardo ai tassi di occupazione e abbiamo visto per esempio che le donne occupate sono occupate, quindi che lavorano, certo, il 62,8%, mentre gli uomini sono il 78%. Ma la cosa che ci ha colpito è la distribuzione dei part-time dentro a questi numeri. Abbiamo visto che le donne usano il part-time per il 62,8% e gli uomini invece per il 37%. Quindi c'è qualcosa che non torna, no? Ecco. E quindi stiamo analizzando questi dati per cercare di capire da dove nasce. La nostra preoccupazione è che sicuramente ci sono i part-time chiesti sempre per cura, no, della famiglia, o perché bambini, o perché anziani, o perché genitori anziani, ecco. Ma sicuramente c'è anche il fatto che le donne possano subire, diciamo possano perché o subiscono anche il part-time involontario. E questo non è corretto. E questo non va bene, non è corretto, perché significa minor contribuzione. Questo è bene ricordarlo, infatti. Uno stipendio più basso, ma anche minor contribuzione, che si poi ribalterà in una pensione del domani più povera. Diciamo, queste sono con un'aspettativa di vita più lunga, ed è questa la cosa tragica. Allora, Ivana Fogo, grazie mille di questo spaccato. Bisogna riflettere assolutamente anche nell'accettare o non accettare determinate condizioni, guardando sempre un po' più in là, e voi l'avete fatto anche supportandovi con i giovani e le studentesse universitarie. Sì, certo. Grazie ancora della collaborazione dello CGIL del Veneto, e con voi ci vediamo presto.